Siamo con Leopoldo Bottero, già assessore alla cultura a Resana, oggi candidato con Noi Veneto Indipendente, candidato quindi al Consiglio regionale a sostegno di Luca Zaia. Da quando condivide questo progetto indipendentista? Beh, diciamo che l'ho maturato facendo l'amministratore pubblico, l'amore per l'indipendenza e l'autonomia, e ho scelto questa, diciamo, questa barricata, questa lotta alla barricata, perché mi pare che Luca Zaia garantisca la governabilità e sia l'unico tra i vari candidati presidenti che ha fatto qualcosa per l'autonomia e per l'indipendenza, che è l'unica soluzione che vedo ai nostri problemi amministrativi, di lavoro e di rinascita della fiducia in questa società. Facendo l'amministratore, quali sono i problemi più gravi causati dal centralismo che lei ha potuto riscontrare? Beh, le leggi bislacche sull'amministrazione locale, che fanno sì che i comuni più virtuosi sono stati quelli più penalizzati, e il sequestro dei soldi dei comuni della nostra regione a beneficio della Cassa Depositi e Prestiti. E quando c'è qualcuno del PD che dice però adesso ci battiamo per l'autonomia, lei come replica? Che può farlo, che anzi è bene che lo faccia, però succede questo, che Renzi ha impugnato sia la legge che chiede il referendum per l'indipendenza, sia la legge che chiede il referendum consuntivo per l'autonomia. Non si spiega.